stessa vena e esagurrente de gracias esa vena e Deus onnipotente, cum te servi stadu, proquita preservado, Roquita preservado, inmaculada. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Celi porta. Ave o stella del mare, limpida madre di Dio, Vergine nostra sorella, stai sulla porta del cielo. Ave o stella del mare, Ave Regina del cielo, Ave
Oh, Marco! Siamo fatti denti delle promesse di Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Maria, stella del mare, Prega per noi. tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ave Maria, stella del mare, Prega per noi. oh bella Regina che sedi nel cielo, il mondo si inchina, invoca in fede. Ave, Maria, stella del mare, prega per noi. Mentre scorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lottare un mondo nuovo della verità. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Lungo la strada la gente, chiusa in se stessa, offri per primo la mano a chi è vicino a te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Viva Maria, Maria la regina, Maria nostra madre, regina della pace,
Luce del mondo, nel buio del cuore, vieni ed illuminami. Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio, e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Adesso i desideri dei nostri progetti, delle nostre sofferenze, viene lì, da lì la Madonna, e viene incontro a quelle altre sofferenze, sogni e desideri che noi abbiamo nel cuore e che vogliamo confidare questa sera alla Madonna, perché lei sappia accogliere, realizzare e cancellare tutto quello che è negativo nella nostra vita. Mi pare che il tempo ci è abbastanza favorevole, questa brezza della sera rinfresca un po' la nostra serata e quindi possiamo partecipare tutti bene a questa celebrazione in onore della Madonna Stella del Mare. Che bel titolo che hanno saputo dare i nostri padri, questo titolo per questa contrada di Capocomino e per tutta la gente che va da Bavrita fino a Berchi d'Almeno, ecco, scende sulle famiglie, sulle case, sul cuore di tutti quanti come un sogno, una speranza, una realtà nuova. Stella del Mare, cari amici, non significa soltanto quello che geograficamente o astronomicamente significa una stella che brilla nel mare. È un titolo che ha un significato nascosto, profondo, lontano. Maria è la stella che illumina il mare quando il mare della vita è calmo e tranquillo e quando il mare della vita è in tempesta. Noi conosciamo questo mare, i papà, le mamme, i giovani, i bambini, gli ammalati, ma chi non conosce il mare della calma che sembra veramente esaudire tutti i nostri desideri e appagare i nostri sguardi? Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e col peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Infatti, per la caduta di un solo, la morte ha regnato a causa di quel solo uomo. Molto di più quelli che riceveranno l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la colpa di un solo si è riversata a tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di un solo si riserva su tutti gli uomini. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il Signore ha guardato l'umile sua serva. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli è eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Il Signore ha guardato l'umile sua serva. Chi è pari al Signore nostro Dio, che siede all'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra? Il Signore ha guardato l'umile sua serva. Alleluia, 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 alleluia,
Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Deus te salve Maria, que sei de gracia plena, de gracia senza pena. Su Deus onipotente, con teu esti stato Rochi da preservato Nel ricordo della Beata Vergine Maria, concedi a noi di partecipare all'eterno convito per Cristo nostro Signore. Amen. Bene, concludiamo la celebrazione, questa bella sera d'estate. La Madonna ci ha radunato, ci ha chiamato e ci ha fatto trovare tutti quanti insieme a condividere la gioia della nostra fede, dell'amore, della fraternità che deve sempre caratterizzare le nostre comunità. Qui oggi c'è tanta gente che viene da lontano, da vicino, ci sono i fedeli di questa parrocchia, di questa comunità, e gradiamo anche molto la presenza di voi amici che venite da fuori per trascorrere un po' di tempo bello sotto questo cielo, in questo mare, in queste nostre spiagge. Siate sempre benvenuti. Ecco, voglio ringraziare in modo particolare il Priorato di Santa Maria Stella del Mare, che quest'anno ha portato avanti diverse iniziative, ma con la collaborazione di tanti parrocchiani di Capocomino della nostra parrocchia. Ecco, grazie davvero, tanto il sagrato vedete che è stato rifatto, ristrutturato, ampliato, più che raddoppiato, e qui stiamo bene in questa celebrazione. Sono state fatte le vetrate belle, eleganti, in vetro sattinato, che riportano immagini e temi della vita del Signore, della Madonna, dei Santi. Ecco, grazie davvero di cuore, come pure la cappella è stata tinteggiata, ridando un po' di movimento, di colore, di buona accoglienza per tutti quelli che in essa entrano per pregare, per trovare un momento di pace e di serenità. Grazie davvero al Priorato. Ringrazio anche il Comitato che per un altro versante, in quello più umano, più mondano, si dà da fare proprio per organizzare la festa e creare un clima di gioia a tutti quelli che arrivano in questa nostra contrada. Grazie a tutte le forze dell'ordine che collaborano sempre anche per aiutarci a gestire in maniera ordinata, penso
ai vigili urbani, ai barracelli, a tutti gli altri, non vorrei dimenticare nessuno. Ringrazio davvero di cuore tutti quelli che sono presenti. Ringrazio la nostra cantante, di cui mi sfugge il nome. Elisa, ecco, che ha animato la nostra celebrazione. Grazie di cuore e grazie a tutti quanti voi. E poi, se c'è ancora, il nostro Nino Mulargia, che ogni anno ci porta questa nota di colore attraverso il carro a buoi che trasporta la Madonna, e ci fa veramente piacere continuare una bellissima tradizione antica. Ci porta in spiaggia e poi ci riporta qui. Bene, e grazie soprattutto a voi, cari amici, perché una celebrazione, una festa, un evento è significativo, è importante, non tanto dall'organizzazione, non tanto dai programmi e dai progetti, quanto dalla partecipazione. Ecco, voi oggi ci siete, avete partecipato, che la Madonna vi protegga e per tutti veramente esaudisca desideri, sogni, progetti che sono nel nostro cuore, in quello dei bambini, in quello degli anziani e di tutti. Tanti auguri, vi diamo la santa benedizione, che veramente la Madonna vi accompagni sempre. Ricordo anche che mercoledì, come tutti i mercoledì, nella chiesa di Santa Lucia, alle ore 20:30 c'è sempre un incontro di preghiera comunitaria e di adorazione eucaristica. Il priorato, costituito da Grazia, Mariangela e Laura, ha il piacere di offrire a tutti quelli che siete qui presenti un dolce, un caffè, un bicchiere di bevanda fresca, quindi fermatevi tutti, che a loro fa veramente piacere. Grazie ancora. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Devo ringraziare anche le consorelle e i confratelli, perché fanno un sacrificio grande. Loro vengono tutti da Siniscola, ci accompagnano, pregano, ci fanno pregare, ed è una bella presenza che arricchisce le nostre celebrazioni. Grazie di cuore, che la Madonna, il Signore vi accompagni e vi benedica, insieme con la prioressa Lina. Bene, auguri a tutti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi, che celebrate con fede la festa della Madonna Maria Stella del Mare, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la santità della vostra vita. Andate in pace. Grazie a Dio. Buona serata a tutti quanti. Amore, coro, pensami a Dio, donzi momento, noi stesi in tristura, prenda oro.
se fură da e creo suzoe e so triste non se formavo non posso viver no che d'amargura lontano da te amato caro hanno da palestra si no está curso